Siamo qui con Marco Didu, allenatore della Pro Palazzolo, dopo la vittoria per 1-0 contro il San Giuliano City. Mister, la partita era difficile nel primo tempo, una squadra chiusa che si è difesa bene, poi nel secondo tempo il classico episodio che però ha dato merito alle occasioni che avete fatto, avete creato nel corso della ripresa. La sua idea sulla partita? Come avete detto voi, è una partita molto difficile, complicata, contro un avversario molto forte, con dei giocatori secondo me di grande spessore, però devo dire che nell'arco dei 90 minuti siamo stati bravi a gestire la partita. Poi l'episodio del rigore è stato secondo me solo un po' il culmine di tutto lo sforzo che abbiamo fatto. Avevamo avuto già qualche occasione per sbloccarla, è stato bravo Libertazzi. Ci abbiamo provato, secondo me queste vittorie ti devono dare quella consapevolezza che la strada è quella giusta. Siamo contenti, volevamo chiudere il girone d'andata con una vittoria, ci siamo riusciti e ancora la cosa più importante è che nelle ultime 5 partite abbiamo solo subito 2 gol, siamo diventati una squadra tosta, solida, che è quello che ci deve poi contraddistinguere anche nel girone di ritorno. Mister, le chiedo, davanti ci saranno parecchie porte girevoli, l'abbiamo sentito nella prepartita, non c'è più Danilo, non ci sarà Ceravolo, forse ci sarà qualche nuovo innesto a gennaio, sarà una nuova marcia, una nuova benzina per questa squadra? Adesso non è il momento di pensare a quello che potrà essere ancora il mercato. Io devo fare l'allenatore, devo allenare i giocatori che ci sono, devo cercare di ottenere il massimo da quelli che ho a disposizione. Ho cercato di farlo prima, l'ho fatto prima e devo continuare a farlo, quello è un po' il mio compito. È fuori discussione che vogliamo cercare di migliorare ancora di più la rosa, cercare di giocarci un girone di ritorno all'altezza di quelle che sono le aspettative della società, del presidente. Per fare questo dobbiamo essere veramente tutti connessi, tutti concentrati su quello che vogliamo fare. Secondo me l'unica cosa che ci può portare a stare agganciati alle prime è solo il lavoro, che i ragazzi ce l'hanno messo con grande intensità in questo mese e mezzo, quindi la strada è quella giusta, bisogna percorrerla con grande forza e grande unità di intenti.